Vaccinazioni in Veneto è un quadro confortante quello che emerge dal report 2017 redatto dalla Direzione regionale del Veneto. L'adesione ai vaccini in Veneto nella fascia d'età tra 2 e 16 anni è continuata a crescere sia prima che dopo l'obbligo imposto dalla legge Lorenzin. Tuttavia sono ancora 21.000 i bambini e ragazzi fino a 16 anni che non hanno ancora iniziato il percorso vaccinale. Di questi 8.500 sono in età prescolare da 0 a 6 anni e quindi sono a rischio di esclusione dalla scuola, dati regionali che sostanzialmente confermano il trend registrato nella Marca. In questo caso qua abbiamo un numero abbastanza considerevole, circa 600 o 500 anzi per essere esatti, i bambini minori che non hanno assolto a questo obbligo vaccinale. Io credo che arriveremo a richiamare ancora le famiglie per tentare un ulteriore approccio al fine di evitare appunto questo provvedimento importante che è quella della non ammissione a scuola. In generale nel Veneto, nella fascia d'età 2-16 anni, la copertura per 3 dosi di poliomelite, rappresentativi anche per i vaccini per polio, difterite, tetano, per tosse, epatite B ed emofilo, ha raggiunto il 95,5% ed il 94,7% per una dose di morbillo, rappresentativa anche per la parotite e la rosolia. Sul fronte degli inadempienti, i tecnici regionali fanno notare che si è ancora in attesa di determinazioni esaustive da parte del Ministero sul fatto se debbano essere sanzionati pecuniariamente o no i 29.000 ragazzi veneti che hanno iniziato il percorso vaccinale ma mancano di una o più dosi per completarlo.